non di quella classica, un nuovo concetto di tropopausa dinamica che è individuabile dalle immagini del vapor d'acqua dove ci sono i neri, i grigi scuri, accoppiato con i venti in quota del getto, con una temperatura buco bagnato, con il gradiente eccetera. Da questi elementi, dopo dei moti verticali che sono visualizzabili, tu hai già una situazione, se hai l'esperienza per farlo, per capire se è una situazione a rischio di alluvioni, temporali forti, eccetera. Prima si guardava, io sempre guardavo moti verticali, geopotenziale a 500, a 300, guardavo la lezione di vorticità, la PDA, la positive, no? Tutte quelle cose là. Infatti quel giorno là gli ho chiesto, ho detto ma come mai non c'è la possibilità di aver abituato a utilizzare la lezione di vorticità positiva? Dico che quella è una conseguenza poi di quello che succede sopra a livello della tropopausa e che quindi quello è una cosa in più, che quindi basta guardare quello e che volendo potevano anche metterla. Non so se la mettono in questo che sta io dubito.